Telespettatori di Antenna 3, ben ritrovati, buona giornata, edizione straordinaria, flash dei nostri telegiornali per aggiornarvi sull'andamento dell'epidemia di coronavirus nel nostro territorio. Proprio pochi istanti fa è arrivato l'ultimo aggiornamento sul caso dei contagiati in Regione Veneto. Allora abbiamo più 8 casi di contagio rispetto alla giornata di ieri, si è saliti di fatti da 265 a 273 complessivamente contagiati. Nel dettaglio 88 casi a Vo Euganeo, 3 a Vicenza, 8 a Verona, quindi più 4 rispetto a ieri, 42 a Venezia, escluso il territorio di Dolo Mirano, 72 a Treviso, 33 a Padova, escluso Vo e Limena, 6 a Dolo Mirano, 14 a Limena, 2 casi che sono collegati con la Lombardia, 3 casi a Belluno e provincia e 2 casi la cui assegnazione epidemiologica è ancora in corso, quindi 273 casi, 8 in più rispetto a ieri. Di questi positivi 67 sono i ricoverati rispetto ai 64 di ieri, 14 dei quali sono ricoverati in terapia intensiva. Questa dunque la situazione al momento con i dati aggiornati. Intanto per quanto riguarda il coronavirus è stato approvato, è stato firmato ieri sera il nuovo decreto del Consiglio dei Ministri. L'Italia risulta divisa in 4 perché abbiamo gli 11 comuni della zona rossa delle regioni appunto Lombardia e Veneto. In Veneto lo ricordiamo il comune di Vo Euganeo, poi abbiamo le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e infine le province di Pesaro Urbino e Savona e quelle di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona, oltre ovviamente al resto del territorio nazionale. In queste ore dobbiamo cominciare a prendere confidenza con una nuova parola, droplet si chiama, ed è praticamente il sistema che viene indicato nella nuova ordinanza per tenere le distanze tra le persone, proprio perché la nuova ordinanza prevede che in tutta una serie di determinati luoghi aperti al pubblico, dagli uffici postali piuttosto che i supermercati, i centri commerciali, i ristoranti e i bar, venga mantenuta questa distanza minima di sicurezza tra una persona e l'altra, quantificata in 1 metro. E quindi ovviamente proprio in queste ore c'è moltissimo fermento e una serie di riunioni in tutta la regione che coinvolgono gli enti locali, i comuni, le province, le categorie economiche, proprio per far sì che queste misure siano adottate in maniera omogenea su tutto il territorio e far sì che gli stessi esercenti vengano dotati delle misure per poter ovviamente attuare nello specifico l'ordinanza. Già questa mattina per esempio abbiamo visto in diversi uffici postali della regione, lo ricordiamo, oggi è appunto il 2 di marzo, quindi primo giorno utile per il ritiro delle pensioni, code di pensionati che vengono tenuti all'esterno proprio perché si può entrare soltanto scaglionati, 1, 2, 3 persone alla volta o anche più a seconda naturalmente della capienza dell'ufficio postale. Nel frattempo il governo è al vaglio di ulteriori misure che si stanno appunto elaborando e che potrebbero essere di prossima approvazione per il sostegno economico ai cittadini, alle famiglie e alle imprese per contenere l'emergenza sanitaria per la diffusione del coronavirus. In corso questa mattina anche un incontro a Venezia, oltre che dell'assessore regionale
alle attività produttive marcato con tutte le categorie economiche della regione, anche un incontro con tutti i vescovi della provincia ecclesiastica veneta, proprio per condividere una linea comune delle chiese del Veneto alla luce del nuovo decreto appunto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché anche le chiese dovranno attenersi appunto a queste distanze di sicurezza per la preghiera dei fedeli, mentre le celebrazioni liturgiche sono sospese fino a domenica prossima. Poi insomma vedremo come evolverà la situazione e quali ulteriori misure verranno prese dal governo. Nel frattempo, oltre alla situazione di Vo Euganeo, che sappiamo essere il focolaio principale del Veneto, l'altro focolaio, il secondo per numero di contagi, è all'interno dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, il reparto di geriatria, dove ovviamente la situazione del personale è allo stremo, proprio perché molti sono i contagiati. A tal proposito abbiamo sentito il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, che conta appunto di ripristinare quanto prima la situazione. Sentiamo. Noi contiamo che in questa settimana di chiudere completamente con questi pazienti che ormai non sono più acuti e quindi riaprire, sanificare una giornata, sanificare bene tutto l'ambiente e poi riaprire a chi arriva dal pronto soccorso e che vuole andare in geriatria e quindi riaprire la geriatria. Come si sta lavorando in questi giorni nel reparto di geriatria che viene paragonato in qualche modo all'ospedale di Schiavonia? Beh, guardi, io intanto devo ringraziare i nostri operatori, stanno facendo dei grandi sacrifici, tutti medici, infermieri, OSS, tecnici, cioè tutti stanno lavorando per un obiettivo comune, garantire la salute e fare in modo che i nostri cittadini non abbiano complicazioni, non abbiano niente. Stanno vivendo ovviamente con forte tensione, ma tutti noi abbiamo una forte tensione, però stiamo vedendo anche un po' la luce, nel senso che pian pianino adesso arriveranno i 40 infermieri, 3 infermieri OSS che ci ha autorizzato la Regione, quindi andremo a sollevare questi nostri collaboratori che stanno dando molto oggi. E contemporaneamente, riaprendo la geriatria, credo che riusciremo a normalizzare sostanzialmente la situazione ospedale di Treviso. Ecco, quindi per questa edizione flash dei nostri telegiornali è tutto, con appunto gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Ci rivediamo alle 12:30 con il TG del Veneto. Arrivederci.